Oggi facciamo un giro nella spiaggia di Maladroja. Come vedete questo è il parcheggio comunale. Il costo per 4 ore è di circa 1,50 euro, quindi sì, è abbastanza economico. Non è un parcheggio custodito, però la spiaggia sembra che sia stata ripulita. Adesso passiamo da qua dove c'è uno stabilimento balneare, entriamo proprio dal loro ingresso. Dovrebbe trattarsi dello stabilimento Penelope, che praticamente è qui da più di 20 anni, è una specie di istituzione del posto. Qua sono state installate delle passerelle e oggi è una giornata favolosa, il mare è piatto ragazzi, penso che si vedrà benissimo al fondo, quindi ne ho approfittato, ho anche settato la action su un frame rate migliore e speriamo bene. E qui sto passando proprio dentro lo stabilimento Penelope. Guardate che figata questi ombrelloni. Qua il gestore mi ha fatto il piacere di tenermi il marsupio con le chiavi della macchina, quindi gentilissimi, disponibili. Non vi ho detto che questa è una spiaggia con la bandiera blu, quindi non si fatica a capire il motivo per cui gliel'abbiamo data, no? Avete visto che fondale, è spettacolare, veramente.
guardate che roba. Qua l'acqua è veramente molto molto alta, raga.